Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Quella di stasera è una puntata tutta sulla via della bellezza. Non ci saranno con noi medici in studio, infatti andremo dietro alle quinte della medicina e parleremo con altri esperti della salute, perché come abbiamo imparato e come stiamo imparando proprio qui nel nostro salotto, bellezza significa veramente sempre salute. E allora cercheremo di capire che cosa ci chiede il nostro corpo, cercheremo di capire quali sono le nuovissime tecniche per ascoltarlo e poi cercheremo anche di indagare qual è il percorso che fanno i prodotti di qualità prima di arrivare nelle nostre case, ovviamente passando dalla ricerca alla farmacia. Ma iniziamo il nostro viaggio tuffandoci tra qualcosa che è a metà tra tradizione e futuro. Parliamo di vita sana, di uno stile di vita in salute grazie alla nutrizione, insieme a Gianluca Mech per la Balestre Mech, ideatore della dieta tisanoreica e divulgatore scientifico. Buonasera. Buonasera Alessandra, grazie dell'invito. È un grandissimo piacere perché si sente veramente tantissimo parlare in questi giorni, ma da anni, della decottopia. E allora insieme a lei io vorrei scoprire che cos'è la decottopia. Beh, la decottopia è un segreto della mia famiglia dal 1911 col nome Balestra, che era mio bisnonno, però prima portava il nome della bisnonna Bonardo e sembra che arriviamo al 1500. È un modo di estrarre i principi attivi delle piante in forma liquida, ma a differenza dello sciroppo, senza zucchero, a differenza della tintura madre, senza alcol. Quindi sono senza alcol, senza zucchero e senza conservanti. Una piccola curiosità è che decottopia non significa decotto, in realtà deriva da deca, dal greco deca, che significa 10, perché si usano sempre minimo 10 piante nella decottopia e non si estrae solo il principio attivo che ci interessa come nella medicina allopatica, ma tutto il fitocomplesso, se è un'estrazione completa della pianta e minimo 10 piante. Quindi è un lavoro molto difficile e lungo, perché ogni principio attivo deve essere estratto solo con l'acqua, quindi con la decozione, la macerazione o l'infusione. Certo, è un percorso quindi delicatissimo, lungo, ma un percorso veramente che voi custodite segretamente, perché è una ricetta che portate avanti proprio all'interno della vostra azienda, come ha detto lei, ma è una ricetta che quale qualità in più può dare? Allora, cosa vuol dire poter bere qualche cosa che non ha additivi chimici, che non ha zucchero, che non ha alcol all'interno? Beh, diciamo la decottopia è veramente la tradizione erboristica italiana, in quanto grazie al bisnonno che escogitò un sistema per non lasciare perdere la tradizione, perché purtroppo all'inizio del Novecento, con la scoperta dei principi attivi isolati, si erano inventati farmaci. Il medico poteva curare la malattia una volta che si era verificata, mentre prima si curava la salute, il medico curava la salute prima, quindi con la scoperta dei principi attivi isolati che potevano curare la malattia, nessuno più volle curarsi con la medicina naturale e noi abbiamo perso tutta questa tradizione. Il bisnonno pensò di chiamare il prodotto depurativo amaro e specialmente dalle parti del Veneto, ma anche in Puglia si ricordano, che veniva venduto come l'amaro Balestra. Aggiungete dell'alcol e dello zucchero e avrete un liquore fantastico. In effetti in erboristeria, in liquoristica, le piante sono come il motore di un liquore, l'alcol e lo zucchero come le marce. E quindi sono riusciti a vivere, a sopravvivere. Poi negli anni '80, quando è rinata la volontà di curarsi col naturale, il papà ha ritirato fuori tutte le antiche formule e siamo sopravvissuti, una specie di arca del tempo. I vantaggi sono grossissimi. Innanzitutto si comincia a fare la prevenzione, perché la medicina naturale non è autocura come molti pensano, ma è una cosa più profonda, è prendersi cura di sé. E per prendersi cura di sé occorre ovviamente il prodotto naturale, ma occorre anche la volontà di volersi curare da parte del paziente, quindi di considerare la propria vita e il confronto con l'esperto, altrimenti non funziona. Assolutamente, ma serve anche l'assoluta consapevolezza che tutto ciò che tocchiamo e che ingeriamo, per cui che beviamo, come in questo caso, è la primissima nostra cura. Non possiamo fare un discorso separato, non possiamo stare bene se non mangiamo bene, stando attenti. Mi piace come osservazione perché la decottopia
e sono questi liquidi, c'è una bottiglia qui, non so se si vede, ma che sopra ha la caratteristica stella a 10 punte, tipica della decottopia, perché sono 10 piante che si usano come minimo. È un'estrazione completa della pianta, di tutto il fitocomplesso, quindi è un prodotto salutistico, come un integratore deve essere, ma è anche un alimento. Certo. E al giorno d'oggi, dove le piante sono molto povere ormai di micronutrienti, a causa dell'agricoltura moderna che moltiplica il cibo ma non i nutrienti, diventano una fonte interessante di micronutrienti che ormai mancano. Certo, ma di alimentazione, quando si parla di Balestra e MEC c'è veramente moltissimo da dire, perché la tradizione si unisce all'innovazione e c'è oggi una nuova linea, una nuova proposta di dieta che veramente può aiutare nella quotidianità, uno stile di vita con un'alimentazione sana che quale particolarità ha? Bene, la dieta tisanoreica ormai è famosissima e continua ad evolversi, ma quello che fa, diciamo, impressione, specie agli americani, è che il cuore di tutto questo sistema della dieta tisanoreica, che è una dieta estremamente moderna, perché vedete la pasta, il pane, i plum cake, i biscotti, che sono completamente, quasi completamente privi di carboidrati, come li conosciamo noi, sono fatti di fibre, quindi del pisello, della cacia, che sono dei carboidrati ma che noi non riusciamo ad assimilare e aiutano il transito intestinale, però la fanno buona e la rendono corposa. Poi ci sono dentro degli aminoacidi che servono alla pelle, a mantenere le parti, la pelle, il cuore, i muscoli, tutte le parti nobili dell'organismo, e delle piante officinali. In più nella dieta si usa la decottopia, quindi il cuore arcano di tutto la dieta tisanoreica, una dieta così moderna, è un sistema di estrazione cinquecentesco dei principi attivi vegetali. È una dieta che permette di perdere dai 6 agli 8 kg in 40 giorni. Proprio per questo però si fa sotto controllo medico, ecco, è questo necessario. specifichiamo. Allora è importante per me che lo specifichi lei, che è il padre, l'ideatore e l'inventore della dieta tisanoreica, perché un regime alimentare dietetico si può portare avanti, ma serve un controllo medico, ma addirittura un inizio seguito dal medico. Allora che cosa si può fare? Il nostro corpo ci lancia dei segnali, tante volte parla, a volte non riusciamo a cogliere tutte le informazioni che ci dà. Allora ci sono varie tecniche che si possono abbinare all'inizio della dieta per scoprire se è il percorso giusto e come potremmo curarci. Ma diciamo, io, per dare un esempio, la dieta tisanoreica, ma come tutte le diete e come abbiamo detto tutti i percorsi di salute vanno fatti con l'esperto, mai per conto proprio, è un po' come camminare. Camminare sappiamo che fa bene, però se abbiamo un ginocchio rotto... Certo. Quindi è importante che il medico dia, c'è proprio un certificato, il certificato di idoneità alla dieta tisanoreica, per poter fare questo percorso alimentare. E io volevo dire, però c'è una differenza tra dimagrire e non ingrassare. Sì. Ecco, se io voglio mangiare il biscottino tisanoreica, tra l'altro quelli sono particolari, io li feci proprio per la contessa de Blanc, che doveva prendere il tè con le sue amiche e non ingrassare. Ecco, questa è una piccola curiosità. Quindi possono essere anche spuntini che non fanno male. Che non fanno male, però un conto è mi prendo il biscottino, mi mangio il budino tisanoreica a mezzanotte o la pasta e vado a dormire tranquillo senza sensi di colpa, e un conto invece è fare un percorso dimagrante, perché con la dieta tisanoreica original c'è anche una fase di 20 giorni che è chetogenica, ecco. E quindi... che è un percorso importantissimo. Allora il nostro metabolismo cambia in questa fase, in questi 20 giorni. Che cosa succede? Perché si dice che con questa dieta tisanoreica si possa veramente perdere l'adipe proprio in quei punti che non piacciono e non dove il nostro corpo invece stava bene, per cui non sottraiamo niente ai nostri muscoli. Assolutamente no. Tra l'altro la dieta tisanoreica dura 40 giorni ed è veramente sbagliato contrapporla a quella che è la dieta mediterranea o la dieta padana per il nord Italia. In realtà è una rielaborazione della Quaresima. La dieta mediterranea prevedeva 40 giorni di digiuni, nessuno lo fa più. Non si può prendere solo le domeniche perché altrimenti la popolazione ingrassa, no? Certo. C'era uno spot una volta che diceva ma oggi è domenica, ormai è sempre domenica, e invece c'era anche il venerdì di magro, c'era la Quaresima. Quindi noi abbiamo preso la Quaresima e c'è una fase detta intensiva dove non si mangiano i carboidrati, ci sono i carboidrati della tisanoreica. In questa prima fase l'organismo termina le riserve di zuccheri che ha nei muscoli o nel fegato. A questo punto
cercherebbe, specialmente voi donne, mi dispiace che difendete i grassi per le gravidanze, tendereste ad andare a intaccare la muscolatura, la parte magra. L'organismo trasforma i muscoli, la pelle, le parti nobili in zuccheri, si chiama neoglucogenesi. In questo modo da una parte si procura gli zuccheri, dall'altro risparmia perché abbassa il metabolismo. E perché l'organismo umano, specialmente voi donne, non dice stiamo facendo una dieta, dice c'è una carestia e quindi cerca di risparmiare. Ecco, quindi sottolineiamo che questa è una fase che ha una durata ben precisa, 20 sono i 20 giorni, non si può assolutamente portare avanti, poi dopo questa prima fase ce n'è una seconda. Ecco, no, la dieta tisanoreica original, diciamo che ci sono vari protocolli di chetosi e questa dura 20 giorni perché è stata studiata così, però per esempio i bambini epilettici vengono curati con la chetosi, quindi quelli sono altri tipi di chetosi sotto controllo, ma è una cosa diversa, quindi noi stiamo dove è stato testato, dove ci sono studi scientifici e dove possiamo andare veramente con tranquillità, perché oltre a perdere di peso migliora il colesterolo, i trigliceridi e sembra insomma, anche la contrazione ventricolare sinistra, ringiovanente. E ringiovaniamo, magnifico. Io però la ringrazio infinitamente, dottor Mack, la rinviterò a parlare di tutte le possibili applicazioni di una dieta di questo tipo in casi particolari. Allora abbiamo parlato di bambini che hanno una patologia, parliamo anche di una nuova diffusissima patologia che è la celiachia e questi prodotti possono essere anche adatti per chi ha questo problema, ma ne parleremo in un'altra puntata. Adesso io la ringrazio infinitamente, voglio farvi vedere anche il suo libro dove ci sono tutte le informazioni che non siamo riusciti a darvi in questi minuti. Adesso un pochino di pubblicità, però poi restate con noi perché scopriamo tutto il percorso dei farmaci dalla prima idea fino alla farmacia, tra pochissimo.